Edificata a Casteldardo di Trichiana verso la fine del Cinquecento per volere di Odorico Piloni, la villa sorge ai piedi del passo di San Boldo, in un territorio storicamente conteso fra bellunesi e trevigiani. Delle numerose proprietà fondiarie della famiglia Piloni, fra cui una casa di caccia, altre residenze di campagna e un palazzo all'interno della cerchia muraria di Belluno, la villa è senz'altro l'edificio più imponente e suggestivo. Trattasi di una delle famiglie nobili antiche bellunesi che qui hanno sviluppato una forte attività agricola e si sono molto innamorati di questo luogo e nel 500-600 hanno ristrutturato per varie fasi questa villa. L'accesso alla villa avviene attraverso un vialetto in leggera salita che conduce al corpo padronale in posizione più avanzata rispetto alle due ali laterali. Una soluzione architettonica innovativa e studiata per separare gli ambienti di rappresentanza da quelli privati. Ereditato dalla famiglia Foscolo, originaria di Venezia, il complesso di Casteldardo mantiene inalterato il proprio fascino di prestigiosa dimora nel cuore della Val Belluna. Personalmente ho ripreso in mano negli anni 70 l'azienda agricola, che è diventata un'azienda maidicola, poi è stata la prima azienda a produrre soia in provincia di Belluno, negli anni in cui la soia ha cominciato a svilupparsi in Italia, e recentemente, circa una decina d'anni fa, abbiamo innovato insieme ad altri vicini completamente l'aspetto culturale agricolo dell'azienda, che è piuttosto grandina, e attualmente abbiamo complessivamente una quarantina di ettari di vigneto. Stiamo anche lavorando parecchio sul fagiolo di Lamon, che come ben sapete è una delle prime IGP italiane ed è caratteristico di questa zona. Il parco, come annota il pittore Cesare Vecellio, fu artificiosamente fatto fare per godere di odoriferi fiori d'ogni sorte, erbe belle e strabelle, nonché alberi fruttiferi di eccellenza singolare.